Isola Live presenta Misteri e meraviglie di Sardegna. Un paese, una storia, una curiosità da scoprire. In questa puntata vi portiamo a Arizzo. Arizzo è uno dei paesi più affascinanti e misteriosi della Sardegna centrale. Si trova nel cuore della Barbagia di Belleville, in provincia di Nuoro, sul versante occidentale del massiccio del Gennargentu, a circa 800 metri di altitudine. È circondato da boschi di castagni, noccioleti, sorgenti e montagne che gli regalano un'atmosfera quasi fiabesca. Il nome Arizzo ha origini antichissime e ancora oggi non esiste una spiegazione certa. Secondo alcune teorie, deriverebbe da termini preromani collegati al castagno o alla quercia, alberi simbolo del territorio. Altre ipotesi fanno riferimento a radici linguistiche molto antiche, forse persino pre-indoeuropee. Arizzo è particolare perché rappresenta una delle anime più autentiche della Sardegna montana. Per secoli è stato famoso per il commercio della neve conservata nelle antiche neviere, utilizzata per preparare sacca rapigna, uno dei sorbetti più antichi dell'isola. È noto anche per i castagneti, le tradizioni barbaricine, il vecchio carcere spagnolo, le leggende popolari e l'atmosfera quasi sospesa nel tempo. Ma il simbolo più enigmatico di Arizzo resta senza dubbio Sutescile. Sutescile è un gigantesco taccu calcareo, una formazione rocciosa antichissima che domina il paesaggio come un enorme fungo di pietra. Sorge a quasi 1000 metri d'altitudine ed è uno dei monumenti naturali più spettacolari della Sardegna. La sua forma incredibile è il risultato di milioni di anni di erosione. Il nome Tescile probabilmente deriva da antiche parole barbaricine preromane che indicavano un rilievo isolato o una sorta di sedile naturale. Infatti la roccia, vista da lontano, sembra proprio uno sgabello gigantesco poggiato sopra la montagna. Non a caso viene chiamato anche Meseddu de Tescile, cioè il piccolo sedile. Attorno a Sutescile sono nate tante leggende. La più famosa racconta che Sant'Efisio, durante il suo viaggio di evangelizzazione nella Barbagia, salì proprio sopra questa roccia per predicare il cristianesimo agli abitanti della zona. Per questo motivo, Tescile viene chiamato anche Satrona de Santu Efisi, il trono di Sant'Efisio. Un'altra leggenda popolare parla invece della musca maccedda, un misterioso insetto assassino che, secondo i racconti antichi, sarebbe stato imprigionato dentro il monte per impedire che portasse morte e malattie. Ma Tescile non è soltanto leggenda. Nel corso degli anni sono stati ritrovati reperti di epoca neolitica, nuragica e romana, segno che questo luogo era considerato speciale già migliaia di anni fa. Avete visto Misteri e meraviglie di Sardegna. Ci vediamo prossimamente per una nuova puntata.